A spasso. L'Ucraina. Ti sei mai domandato che paese c'era ancora dell'Europa? O quale suo paese europeo più maggiore? E beh, temo da presentare l'Ucraina, uno degli stati più belli dell'Europa. È qui che li facciano l'avvio con misure spropositate e che li suonano di strumenti di musica più lunghi e che li parlano la terza lingua più bella del mondo, cacciato il gusto di sicuro. L'Ucraina è in un centro del continente europeo come la certa ascrizione centro geografico dell'Europa in una piccola città di Kharkiv. Su titolo l'ha dato il congresso di Vienna di geografi al XIX secolo. La maggior parte del paese è coperta a pianure. Pur se è stata famosa l'Ucraina per via di sodera Garka Chernozem, valle di Adera Nera, ci si trova di nuovo il deserto dell'Ozivska, il più maggiore d'Europa. A ponente e in un mezzogiorno giungono assai turisti a scoprire montagne. L'Ucraina è a taglio di due mari, un mare Azov e un mare Nero. La prima occupazione dell'Ucraina rigoleria più di 7.000 anni fa, ma l'origine dello Stato rigola al V secolo d.C. C'è una leggenda che parla di tre fratelli, Ki, Shek, Koriv e Tiazurela Libide. Li viaggia tanto un luogo tra Gullette e Voreste a taglio di un fiume Dnipro che li vivono da una città di Kiev chiamata Bakhi, il fratello più maggiore. Oggi è la capitale dell'Ucraina e fu il centro di un stato d'Amanto, il Rus di Kiev, chiamato di nuovo Rudenia. L'epica più bella del paese fu quando lo governava il principe Jaroslav Usavio. A Jaroslav lo chiamavano il suocero dell'Europa perché era parente con le famiglie reali dell'Austria, della Grecia, della Bologna, dell'Ungheria, della Norvegia e della Francia. Difatti, della regina Anna di Kiev a Viliola si ne parla in storia della Francia come di una più istruita dell'Europa. L'Ucraina è famosa per l'amore e la libertà. Al XV secolo ci fu stabilito il Zaporizhzhia Sich. È qui che nacque la prima democrazia. Le decisioni si pigliavano budando e i capi sceglievano il popolo. In Sich ci stavano i Cosacchi. Erano cavalieri di Drinka, tiratori e schirmadori senza barba. I Cosacchi erano uomini di altezza e facevano parte dell'armata dei reami europei. Partecipano con gli ussari bolognesi alla battaglia di Kotin, liberarono a Vienna con i soldati austriani e assaltarono la fortezza di Dunkerque con i moschettieri francesi. Lungo i secoli si sono moltiplicati i luoghi assegnalati in Ucraina da vanne stravede a turisti più accanito. C'è più di 5.000 castelli in un paese. S'apparecchia di sedi e musei e università come quella della città di Chernivtsi. Le grandi cattedrali medievali lasciano la gente a bocca aperta e stanno vicino alle chiese in legno del XV secolo, sempre in attività oggi. Arsenalna, la retta di metro più profonda del mondo, è da trovare in capitale, Kiev. È profonda 105 metri. Vicino c'è una delle statue più alte del mondo, un monumento di modernità. Questo pedestallo è alta 102 metri. L'Ucraina è il quarto paese del mondo in quanto a un numero di persone con un livello alto di istruzione. C'è anche la città di studianti, Kharkiv, con 80 università. Il livello di istruzione aiuta assai dallo sviluppo dell'industria, massimo l'industria dell'aviazione. Un addio di Kiev, Igor Sikorsky, inventò il primo elicottero a volare in uccello e il famoso avione Mriya, che vuole di sogno. È sempre il più maggiore del mondo, a un capo di 30 anni.
Se tu vuoi scoprire la diversità culturale di Lugregna, vadi ne Burabè del Viv. Sagida fu alzata parecchie da architetti di tutta l'Europa. Sarà forse per questo che è un luogo in cui si scontrano la cultura occidentale e la cultura orientale. E poi, in i caffè così spudidi e piacevoli, puoi da sta parecchie razze di cicolata e un caffè fatto all'uso uguale. Da scoprire i paesaggi, ci ho la visita un'altra città appunente, Uzhhorod, in due luoghi uguali più lunghi di garaggi giapponesi d'Europa. I contraforti di Agida sono interrati in sua verdura e di verano diventa un terragetto meraviglioso. E vicino a Uzhhorod e a Agida di Kust troverai una vera oale di narcisi. Sono conosciuti gli ucrainiani per la sua musica e le sue canzoni e hanno miracoli di strumenti di musica. O più straordinario è la drembida, un strumento a vento più lungo del mondo, più di 3 metri. Asai Carol of the Bells è una delle musiche intese nei famosi film di Natale. Maman, j'ai raté l'avion per un detto. È una canzone ucrainiana, Shedrik. Si conoscono gli ucrainiani per usare a fare feste d'amante. I piatti nazionali, tale il borscht e il vareniki, una razza di ravioli in più di guttiaragi, carbugi o funghi, fanno parte della cucina internazionale. È un paese così generoso e ospitaliero l'Ucraina. A quando visitato, non era l'ora di voltarci. E ora per noi dici a Bedegi, ma ci ritroveremo da qui a poco per un prossimo episodio da parlare di un altro paese. Era a spasso, a presto!